Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Una mattanza annunciata, dicono i familiari del pescivendolo assassinato a riposto dal fratello che soffriva di dipendenza dal crack. Parla il genero della vittima. L'ho colpito per disarmarlo. In arrivo anche in Sicilia un'ondata di caldo con punte fino a 40 gradi. Fiamme alla Playa e la zona industriale di Catania. Incendio minaccia palazzi alla periferia di Siracusa. Anziani costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime e senza assistenza. 11 indagati in 3 strutture della provincia di Caltanissetta. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua. Nelle vecchie condutture se ne perde più del 65%. Trapani la più virtuosa. Autovelox e multe valide solo per quelli omologati, 1/4 saranno spenti. A Catania e Palermo tutti i rilevatori di velocità sono conformi. Si chiude oggi il Salina Doc Festival con uno sguardo alle odissee contemporanee. Tra gli ospiti l'attrice Valeria Golino che nel film Fuori di Mario Martone interpreta la scrittrice catanese Goliarda Sapienza. Calcio domani al Massimino, primo giorno di ritiro per il Catania, Todisco probabile acquisto per la fascia destra. Una mattanza annunciata è quanto sostengono i familiari del pescivendolo assassinato ieri a riposto dal fratello che soffriva di dipendenza dal crack. Parla ai nostri microfoni il genero della vittima. L'ho colpito a calci e pugni per disarmarlo. Sentiamo Tonino De Mana. Mio padre non è scappato. Mio padre fino all'ultimo indifeso ha chiesto perché suo fratello l'avesse colpito. Fino all'ultimo. Mio padre era la persona più coraggiosa che conoscevo. Il volto segnato da una notte insonne, gli occhi lucidi, nascosti dagli occhiali da sole. Il dolore di Davide, figlio di Lino Guarrera, rincorso in strada e assassinato dal fratello, è quello di un'intera comunità, sconvolta per una tragedia che in molti a riposto hanno definito annunciata. Giambattista Guarrera pretendeva soldi per acquistare la droga. Lino ha avuto soltanto la colpa di opporsi, finendo per essere colpito con un taglierino che gli ha reciso la giugulare. Ormai fuori controllo, l'omicida ha brandito anche una mannaia con cui ha ferito il padre e la figlia della vittima. Fondamentale è l'intervento del genero che ha disarmato l'aggressore. Tu sei la persona che ha disarmato l'omicida? Disarmarla perché visto la mia ragazza che era lì, cioè subito volevo pesce, sono scappato, ho visto a lui che aveva un taglierino e gli ho dato una coltellata al collo. Subito per dire ho preso il padre della mia ragazza, l'ho portato lì e lui con la mannara faceva come pazzo. Caricava coppa a tutti i bagni, a suo papà magari non ci fece niente. Ci levava un muttaio, ci levava mannare come potti, gli appugni, apparati, che va a fare? Per studirlo. Una mattanza familiare annunciata. Cristiano che travaglia, ci può dare i soldi per bombarsi. Ma io ci posso dare i soldi a mio fratello per bombarsi, che aveva mangiato 1 milione di euro. Perché prima questa persona già aveva fatto a tutti, insultava, che cutelle, che cose, perché non facevate attaccare? Ora capisci l'azione, ora è tinto, perché non facevate attaccare prima? L'89enne padre e la figlia della vittima sono stati già dimessi. Sulla vicenda indaga la procura di Catania. La scientifica ha sequestrato i vestiti dell'aggressore, il taglierino, la mannaia e repertato numerose tracce ematiche. C'è in corso un grosso incendio a sud di Catania sulla strada provinciale 104 tra la zona industriale e Vaccarizzo. Diverse le squadre di vigili del fuoco impegnate in difficili condizioni, alcune infatti sono attualmente bloccate dalle fiamme. E un grosso incendio ha scatenato paura nei residenti anche alla periferia di Siracusa, vicino al Palazzo di Giustizia. Nel primo pomeriggio sono divampate le fiamme che tra caldo e vento si sono propagate molto vicino ai palazzi. Francesco Aloi. Ho visto che era lontano, poi il vento ci è arrivato, quando ci è arrivato ormai sotto il balcone abbiamo visto l'inferno. A Santa Panagia, zona nord di Siracusa, è stato un pomeriggio di fuoco. Da quella parte vedete i vigili del fuoco al lavoro, è stata chiusa anche la strada per permettere di operare nel massimo della sicurezza. Questa è l'ennesima volta che succede qua, che si prendono tutte cose a fuoco, perché lì sotto purtroppo non lo pulisce mai nessuno e ogni volta succedono tutte
tutte queste disgrazie. Le fiamme in una grande area tra i palazzi di Viale Santa Panagia e Via Antonello da Messina, che è da sempre piena di erbacce. Un terreno abbandonato dove tra i cespugli c'erano anche rifiuti. Prova ne è il colore del fumo. Dov'è il sindaco? Non esiste, Siracusa è abbandonata. Siracusa esiste solo Ortigia. Rischio di bruciare delle palazzine, bombe, c'è un benzinaio qui accanto. Tutti sono scesi in strada lasciando casa per mettersi al sicuro. Per spegnere tutto sono servite ore, perché l'incendio si è propagato molto velocemente, complice il caldo unito al vento. E a proposito di caldo, c'è una nuova ondata di afa in arrivo anche in Sicilia. Da oggi l'anticiclone africano riporta le temperature ben al di sopra delle medie stagionali, con la fase più intensa prevista tra martedì e mercoledì. Nell'isola sono attese punte a oltre 40 gradi, soprattutto nelle aree interne, mentre il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Secondo gli esperti, una possibile attenuazione dell'afa potrebbe arrivare intorno al 18 luglio, ma per i prossimi giorni si prevede un clima particolarmente afoso. E proprio in questa prospettiva è vietato lasciare cani, gatti e altri animali d'affezione su balconi, terrazze, verande o altri spazi esterni esposti al sole nella fascia compresa tra le 10 e le 19. Lo decide un'ordinanza del sindaco di Catania. Proteggere gli animali dal caldo è una responsabilità di tutti noi, ha spiegato Trantino. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da 25 a 500 euro. Case di riposo lager in provincia di Caltanissetta, dove gli anziani venivano maltrattati e tenuti a lungo in condizioni igieniche degradate. La procura ha chiesto misure cautelari per 11 persone. Gerri Italia. 3 richieste di arresti domiciliari e 8 di obbligo di dimora. È la svolta nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti di 3 case di riposo del capoluogo nisseno. Tra gli 11 indagati figurano i responsabili delle strutture e il legale rappresentante della cooperativa che gestiva l'assistenza agli anziani. Secondo gli investigatori, almeno una decina di ospiti sarebbero stati lasciati per mesi in condizioni di grave abbandono. Anziani costretti a rimanere per ore tra feci e urine. Pazienti affetti da patologie gravi che avrebbero atteso giorni prima di ricevere cure e un'anziana con il femore fratturato, rimasta, secondo l'accusa, senza assistenza medica per diversi giorni. Nell'inchiesta emerge anche il caso di una donna di 83 anni colta da un malore che sarebbe stato provocato dall'eccessivo caldo nella stanza in cui alloggiava. Ricoverata in ospedale, è morta per insufficienza respiratoria e disidratazione. A 6 degli indagati viene contestato anche l'esercizio abusivo della professione infermieristica. Avrebbero somministrato farmaci e praticato iniezioni di insulina senza averne i titoli. Le accuse a vario titolo sono di abbandono di persone incapaci. L'indagine dei carabinieri, iniziata nel giugno del 2025 e durata circa un anno, ha riguardato 3 strutture cittadine e la cooperativa che forniva i servizi di assistenza. Sulle richieste di misure cautelari dovrà ora pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari. Un detenuto del carcere di Trapani ha finto di aver ingoiato una lametta ed è stato quindi accompagnato al pronto soccorso. L'uomo palermitano poi qui è riuscito a fuggire dall'ospedale, ma è stato rintracciato qualche ora dopo. Si era nascosto in una villetta disabitata. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua. Nelle vecchie condutture se ne perde addirittura oltre il 65%. La più virtuosa dell'isola invece è Trapani. Francesco Aloi. 65,2 è la percentuale dell'acqua che si perde lungo la rete Colabrodo. Siracusa così è prima in Sicilia, ottava in Italia per dispersione. A confermarlo è l'analisi della CGA di Mestre, che fornisce un altro dato emblematico. La quantità di acqua sprecata in città è superiore a quella che arriva da Agrigento e provincia, area simbolo dell'emergenza idrica. Sul podio regionale ci sono appunto Siracusa, Messina e Agrigento. Il problema dell'acqua che abbiamo qui a Siracusa non l'abbiamo mai avuto a Roma, dove ci sono condotte d'acqua costruite dai romani. A Ortigia, come in altri quartieri della città, l'acqua arriva ad intermittenza, proprio in un periodo in cui diventa ancora più indispensabile. Dal punto di vista dell'acqua, una stagione pessima
perché continuamente viene a mancare l'acqua. Da residente di Ortigia, da 70 anni, non ricordo mai questa storia dell'emergenza, l'autobus, ma quale cavoli? Abbiamo avuto sempre l'acqua e ora non so perché è scomparsa l'acqua. Ma a quanto pare la situazione non è risolvibile dall'oggi al domani. Andrebbero sostituite tutte le tubazioni, troppo vecchie per reggere ancora. Un problema a cui il nuovo gestore Aretusacque sta già lavorando. Nel frattempo l'acqua continua a perdersi per strada. Da oggi lo stop agli autovelox non omologati. Vediamo qual è la situazione anche in Sicilia con Emanuela Corsi. Multati, ma solo se gli autovelox sono a norma di legge. Il lungo braccio di ferro tra automobilisti e amministrazioni comunali è arrivato a un punto di svolta definitivo. A fare chiarezza, dopo 34 anni, ci pensa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un decreto pubblicato in Gazzetta che pone regole chiare in tutta Italia. Da oggi scatta la tagliola per tutti i dispositivi non più considerati idonei. Attualmente sono 850 i rilevatori di velocità che dovranno ottenere un'omologazione per ritornare attivi, 3.150 quelli regolarmente in funzione perché già hanno passato tutti i requisiti. Si passa da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, ad apparecchi irregolari e conformi, commenta il ministro Salvini, che aggiunge: basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Ma qual è la situazione nelle principali città siciliane? Nel capoluogo etneo tutti gli autovelox sono omologati e di nuova generazione, sia quelli dislocati lungo la circonvallazione sia quelli mobili, spiega la polizia municipale. Nessuna buona notizia quindi per gli automobilisti multati che speravano di vedere annullati i verbali con le relative sanzioni. Stessa situazione a Palermo. Le postazioni fisse lungo Viale Regione Siciliana e i sistemi mobili risultano registrati. In ogni caso tutti i dispositivi omologati sono consultabili sul sito del MIT. Collegandosi al portale si può cercare per comune, strada o codice della multa. Se il dispositivo non compare in questo elenco, la sanzione può essere contestata. Il mondo del commercio reagisce alla recrudescenza del racket del pizzo e si organizza per resistere. Vediamo come nel servizio di Maglio Viola. Non solo parole di solidarietà, ma un sostegno concreto agli imprenditori che subiscono intimidazioni, danneggiamenti o richieste estorsive e scelgono di affidarsi allo Stato. Nasce Imprese Mai Sole, l'iniziativa di Confcommercio Palermo per sostenere gli operatori economici colpiti da episodi intimidatori. Proprio nei giorni in cui si assiste a una recrudescenza mafiosa e del racket del pizzo con minacce, intimidazioni e danneggiamenti, le imprese dunque reagiscono e resistono e i commercianti decidono di stringersi gli uni agli altri per impedire il ritorno del controllo del racket. L'iniziativa prevede la messa a disposizione gratuita di sistemi di videosorveglianza, servizi di vigilanza privata nei casi che lo richiedano e assistenza legale per accompagnare gli imprenditori nel percorso di denuncia. Tutto gratuito, offerto dall'Associazione dei Commercianti. La proposta è venuta da Patrizia Di Dio, che oltre ad essere presidente di Confcommercio Palermo è anche vicepresidente nazionale con delega a legalità, sicurezza e etica di impresa ed è stata subito deliberata dall'assemblea di Confcommercio. Questo è il nostro modo concreto di esprimere la massima solidarietà e la massima vicinanza. Nessuno si deve sentire solo, non soltanto a parole. Ecco, tutto questo l'abbiamo tradotto come Assemblea Confcommercio nello slogan Imprese Mai Sole. Le condizioni per accedere a queste tutele sono semplici: aver ricevuto minacce o danneggiamenti e aver denunciato o intenzione di farlo. Per richiedere assistenza dal lunedì 13 luglio sono attivi una mail e un numero di telefono. Plaude all'iniziativa anche il presidente della regione Renato Schifani, per il quale si tratta non solo di un segnale importante ma di azioni concrete. Intanto dal 3 al 27 agosto arriveranno altri 200 agenti di polizia in Sicilia ed altri sono attesi a settembre. Sono i neoassunti che escono dalla scuola di polizia, circa 1.600 ad agosto in tutta Italia, altri 1.700 a settembre, per un totale di 3.313. Un detenuto sottoposto a sorveglianza speciale nel carcere di Catania a Piazza Lanza ha aggredito gli agenti penitenziari, 3 di loro sono finiti in ospedale. Il SAP, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, afferma che questo non è un episodio imprevedibile ma la conseguenza di criticità denunciate da mesi e rimaste senza risposta.
Volontari in campo a Marina di Ragusa contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette e distribuiscono ai fumatori portacenere tascabili. Veronica Barbarino. Dove butterà poi la cicca? Ho fatto il buco. Un gesto che in molti considerano innocuo, ma che inquina per anni. Da qui parte la campagna di sensibilizzazione della Proloco Mazzarelli contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta per terra. Un gazebo in piazza e i volontari in spiaggia per distribuire ai tanti fumatori gratuitamente dei portamozziconi tascabili. Chi sporca non vale una cicca è una campagna di sensibilizzazione per appunto sensibilizzare i cittadini e le cittadine a non sporcare, ma soprattutto attraverso dei portacicche, di conservare le cicche che utilizzano dopo aver fumato e di metterle in questi contenitori tascabili. Tutto inizia da qua, sensibilizzare per poter tenere il nostro territorio e mantenere il nostro territorio pulito. Basta una semplice attenzione per fare la differenza. Dove butterai la cicca? La metto nel cestino. In tasca. In un bicchiere e praticamente sotto l'ombrellone, poi lo butto qua nella spazzatura. Un piccolo rifiuto che spesso passa inosservato, ma che rappresenta una delle principali forme di inquinamento di spiagge, mare e spazi pubblici. Ci vogliono infatti circa 10 anni prima che un mozzicone di sigaretta si degradi. La tutela dell'ambiente passa quindi dalle buone abitudini. Io dico una cosa, che tu fumi e la butti poi, mi dici che te la deve togliere e si inquina. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco e vi racconteremo tra l'altro un'esercitazione di giovani studenti insieme ai Vigili del Fuoco. A Trapani un campus con i Vigili del Fuoco per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza e della protezione civile. Laura Spanò. Prosegue a Trapani il progetto nazionale Campi Giovani 2026, Giovani in Azione in Campo con i Vigili del Fuoco, iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il Comando Provinciale di Trapani, uno dei 7 a livello nazionale a partecipare al progetto, accoglie 30 tra ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni provenienti da diverse regioni. Non ci siamo solo limitati a fargli conoscere la nostra vita dei Vigili del Fuoco, ma grazie alle sinergie che ci sono sul territorio è stato anche un momento formativo verso le altre istituzioni. Tra le attività anche un'esperienza all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. I partecipanti sono impegnati in attività pratiche, esercitazioni e momenti formativi insieme al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, con approfondimenti dedicati alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla protezione civile e all'autoprotezione. Molto divertente e sempre formativo, cioè ci insegnano attraverso i giochi più o meno, perché se alla fine se ti fanno solo teoria come a scuola, vabbè, la studio e amen, poi me la dimentico dopo un tot. L'obiettivo: promuovere tra le nuove generazioni la cultura della sicurezza, della solidarietà, del lavoro di squadra e della cittadinanza attiva attraverso un'esperienza educativa a diretto contatto con il mondo delle fiamme rosse. In un campo del genere loro vedono l'importanza che ha il personale e la capacità di comando, che non è un comando legato all'essere autoritari, ma ad essere autorevoli. Si chiude oggi il Salina Doc Festival con uno sguardo alle Odissee contemporanee. Sentiamo Valeria Golino che nel film Fuori di Mario Martone ha interpretato la scrittrice catanese Goliarda Sapienza. Orazio Longo. Sguardi femminili, cinema, memoria, resistenza e impegno civile. L'odissea carceraria di Goliarda Sapienza, scrittrice e partigiana nata a Catania attraverso l'interpretazione di Valeria Golino nel film Fuori, con la regia di Mario Martone, ispirato al libro autobiografico L'Università di Re Bibbia. Con Goliarda c'è stato un primo incontro nella vita quando avevo 18 anni, l'ho incontrata molte volte. Lei era anche già una signora che aveva probabilmente la mia età di adesso e sicuramente è stata una persona di cui mi sono ricordata negli anni perché aveva proprio un impatto su di te, aveva una personalità molto molto memorabile, diciamo. L'obiettivo, puntato al tema delle Odissee contemporanee, nella 20ª edizione del Salina Doc Festival, appuntamento internazionale del documentario narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani.
Alle nostalgie di casa, dell'umano, è dedicata questa 20ª edizione del Salina Doc Fest, Odissee contemporanee, qui celebrate a Salina, nel cuore delle Eolie, dove a Lipari fu isola di confino. Tra gli ospiti e i premiati, Uberto Pasolini con il suo Itaca il ritorno, ispirato agli ultimi canti dell'Odissea, Daria Bignardi, Milo Manara, Nicolò Ammanniti con il Custode, Favola Nera in una Sicilia arcaica. Sono molto contento, l'incontro è andato molto bene e sarà ispirazione per un prossimo libro, chi lo sa, potrebbe essere. Le isole comunque sono dei posti meravigliosi per raccontare le storie. La moglie e la figlia di Ozzy Osbourne, fondatore dei Black Sabbath, nei propri canali social hanno postato questi video, queste foto, mentre visitano alcuni luoghi di culto a Palermo, prima al santuario di Santa Rosalia al Monte Pellegrino e poi all'interno del Duomo di Monreale con lo sfondo del Cristo Pantocratore. Insieme a loro c'è il nipotino del celebre cantante, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, considerato pioniere dell'heavy metal. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché domani inizia il ritiro per il Catania. Eccoci alla pagina sportiva, domani per il Catania, primo giorno di ritiro al Massimino, ci dice tutto Sergio Colosi. Longo valuta in campo, Varrà segue le strategie di mercato. Inizia al Massimino il ritiro del Catania, cantiere aperto con l'obiettivo di costruire una squadra più giovane ma altrettanto forte e completa. Nessuno è fuori dal progetto, a priori non ci sono esclusi. Longo darà una possibilità a tutti. Varrà seguirà l'esito del campo e le dinamiche del mercato. Conclusione del ritiro al Massimino fissata il 26 luglio. A seguire la seconda fase a Norcia sino alla gara d'esordio l'8 agosto in Coppa Italia a Vicenza e poi la preparazione al campionato a Mister Bianco in attesa di Torre del Grifo. Dopo Miai e De Falco il Catania è ad un passo dal terzino destro Gianmarco Todisco, 24 anni, di proprietà dell'Avellino, club con il quale sta concordando la formula del trasferimento, forse prestito con diritto di acquisto. Todisco ha buona esperienza in Serie C, oltre all'Avellino ha giocato con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Nella difesa a 4 con Casasola vicino al Brescia atteso da un biennale sarebbe titolare con Raimo alternativa. Mercato rossazzurro attivo anche a centrocampo in attacco. Si allontana Capomaggio, piacciono Vinicius e Gallo, almeno uno arriverà. Per la fase offensiva prosegue la trattativa con il Cosenza per Rizzo Pinna. Il Papu Gomez ha rotto con il Padova. La prima fase del ritiro stabilirà i calciatori che potranno far parte del calcio dominante, così come l'ha definito in conferenza stampa il tecnico Longo. Primi allenamenti in ritiro per il Palermo, ci sono anche novità di calciomercato, il servizio di Marco Gullà. Stop. Il Palermo ha iniziato a faticare in Val Gardena, in Trentino Alto Adige. Se un dubbio c'era, è stato spazzato via dalle prime 2 sedute di allenamento. Il sistema di gioco di riferimento del nuovo Palermo sarà il 4-2-3-1. Non significa che Inzaghi non proverà altri moduli né che i rosanero scenderanno sempre in campo così, ma una prima netta indicazione è arrivata dall'allenamento di ieri. I riflettori sono stati puntati sui 3 nuovi acquisti, Stevez, Cassandro ed Hernani. Voluti fortemente dal direttore sportivo Carlo Osti prima del ritiro, i 3 hanno svolto il primo allenamento in maglia rosanero, alternando lavoro in palestra e seduta di gruppo sul campo. Mercato: tra gli obiettivi figurano Bragantini del Mantova, ritenuto però difficile da strappare al club lombardo, e Compagnon del Venezia, considerato un profilo più accessibile. Sempre più vicina, invece, la definizione dell'operazione che dovrebbe portare Emanuele Rao dal Napoli in maglia rosanero. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.